secondo tempo sicuramente meglio loro, per noi ci è mancato qualcosina, anche come approccio secondo me, però loro hanno fatto un buon primo tempo. Poi nel secondo tempo insomma siamo cresciuti, abbiamo una bella reazione. Nel momento in cui abbiamo pareggiato poi abbiamo preso gol, nel momento forse migliore, però i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, per noi insomma è come la vittoria, raggiungere il risultato così. Partita da due volte insomma, sicuramente il primo tempo meglio loro, poi nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosina e abbiamo fatto meglio. Oggi non ci siamo riusciti, ma anche per merito dell'avversario sicuramente, quindi avere dei cambi così che ti possono cambiare la partita in corsa è importante, no? Quello diciamo sempre. Però ripeto, per noi è un risultato importante perché dà continuità anche ai risultati che stiamo facendo, che a noi invece tenevamo a vincere in casa, che ancora non ci siamo riusciti, però mi sono piaciuti, ho detto ai ragazzi che per noi questa è come la vittoria, anche per come hanno lottato fino alla fine e ci hanno sempre creduto. Sono contentissimo, guarda, contentissimo a metà, perché sull'1-1 pensavo davvero di vincere la partita, pensavamo, penso tutti. Purtroppo abbiamo preso quel 2-1 che è incredibile perché c'eravamo schierati, messi bene in campo, ci hanno fatto gol. Purtroppo penso sono errori di disattenzione più che bravura degli avversari. Poi ci abbiamo messo il cuore e abbiamo portato a casa questo punto che ci aiuta a fare risultati utili consecutivi dopo la vittoria di sabato scorso. Abbiamo preso, avete visto il primo gol. Il primo gol sì, è stato bravo l'attaccante, ma è stato un errore di disattenzione. Poteva tranquillamente finire sullo 0-0 il primo tempo. E comunque loro sono anche una buona squadra che gioca bene a calcio, e nell'arco di un campionato ci sta, magari giochi un primo tempo così e il secondo, tipo Recanati abbiamo giocato il primo tempo benissimo e il secondo tempo abbiamo gestito meno bene, però abbiamo portato a casa la vittoria. E purtroppo ecco, questo campionato è lungo, difficile, ne ha fatti tanti in Serie C e non bisogna mai mollare perché come abbiamo visto anche con i cambi abbiamo gente in panchina, penso a Davide, anche a Sanat, a Sorgente, sono tutti che possono cambiare la partita in corso e le partite del secondo tempo con 5 cambi possono davvero essere altre partite, quindi bisogna stare sul pezzo che la partita finisce al 95esimo. Ho giocato con tanti attaccanti, sia grandi fisicamente come Diakité, sia piccoli. Io mi trovo, fortunatamente le mie caratteristiche, cerco di abbinarmi perfettamente con l'altro. Io con Diakité mi sono trovato molto bene, perché è uno che lotta, è uno che gioca per la squadra, magari ti porta via anche il difensore e ti lascia più libero la manovra, e poi anche con Davide, ma siamo attaccanti che io per esempio ho bisogno nel gioco sulle fasce con i cross, penso per tutti gli attaccanti, magari con Diakité puoi far giocare più palla sopra per lui che è bravissimo per leggere la palla, con Ruocco puoi giocare più in profondità. Ecco, secondo me avere attaccanti con diverse qualità per un mister è fondamentale, in base alla partita può davvero gestire le sue armi. Sì, no, sono contento, ripeto, volevamo vincere perché la vittoria davanti ai nostri tifosi ci manca e speriamo che arrivi più presto. Un punto molto importante che per certi versi sembra quasi una mezza vittoria, dai. Ci tenevamo parecchio a dare una gioia ai nostri tifosi e prendersela noi davanti a loro, però comunque la partita mi sembra sia stata affrontata in maniera propositiva, col giusto atteggiamento, e quindi venirne fuori senza neanche un punto mi sembrava però eccessivo, ecco. Soprattutto a livello mentale si vede che c'è stato un cambio di passo, però abbiamo limato secondo me le lacune del primo tempo, e poi quando affronti una partita con quell'intensità, con quella voglia, con quella fame di andarti a riprendere il risultato, quando hai anche secondo me determinate qualità, poi il cambio di passo che adesso dici tu poi si vede, è evidente, e dobbiamo essere bravi è chiaro che venivamo
da una situazione di svantaggio di 1 contro 0, però dobbiamo essere bravi a capire i momenti e cercare di avere quella fame e quell'intensità, ovvio con della lucidità nei giusti momenti della partita. Queste cose qua se le dobbiamo avere a tutte le partite. Probabilmente in 2, se non in 3, abbiamo tutti e 3 pensato la stessa cosa, perché ho fatto, come hai detto te, ripiegamento a te, che poi da terra ho visto che avevo dei miei compagni probabilmente posizionati anche loro per calciare la palla, e abbiamo fatto tutti e 3 lo stesso ragionamento, e quell'indecisione lì diciamo che poi ha costato l'azione del gol. Però anche quelle cose lì prima viene da un ripiegamento, quindi sicuramente non mancava l'atteggiamento direi che non è mancato neanche nel primo tempo. Chiaro che nel secondo poi abbiamo fatto meglio anche dal punto di vista tecnico, e quindi si è vista la differenza anche. Sono 2 sistemi di gioco che comunque ho fatto per tantissimi anni, ho sempre fatto sia uno che l'altro nella mia carriera, quindi bene o male, soprattutto a una certa età, quando hai determinate esperienze alle spalle, non ci sono troppi scompensi o poi giocare con uno o con l'altro, secondo me abbiamo tutti delle caratteristiche che si sposano bene con l'altro, e quindi e poi obiettivamente adesso che è passato un po' di tempo e col metodo di allenamento che abbiamo stiamo imparando a conoscerci davvero bene uno con l'altro, quindi per me il mister poi è libero di utilizzare il sistema di gioco che crede migliore per la strategia di quella partita. Diciamo che nel primo tempo siamo stati un po' più bassi noi, diciamo che avevano un po' più giocate verticali, cioè più giocate in ampiezza loro, e sono riusciti a conquistare questi calci d'angolo che potevano metterci in apprensione, però l'avevano preparati bene, conoscendo molto bene Manuel Giandonato. Poi è normale il cambio di modulo, lavorare su 2 moduli per i ragazzi comunque è difficile, quindi in settimana nel cambio di modulo avevi bisogno della prova di una gara ufficiale, ed è stata questa, dove i ragazzi hanno dovuto prendere bene le distanze, e una volta prese le distanze mi è piaciuta tanto la gestione della palla il secondo tempo. Se hai gestione palla riesci a creare delle situazioni dove vai a mettere in difficoltà gli avversari, e riesci a essere pure più corto, perché una volta hai la palla hai più uomini vicino alla palla, e quindi riesci a stare in pressione una volta che perdi palla, quindi la squadra è stata un po' più alta, quindi alla fine diciamo risultato giusto, però diciamo per occasioni lì in aria forse qualcosina in più la meritavamo, per occasioni magari su palle davanti al portiere. Loro comunque hanno creato queste situazioni laterali che ci hanno messo comunque in attenzione. Per noi lavorare sul palleggio e giocare tra le linee è una prerogativa che abbiamo. Non è facile, è la strada più lunga cercare di lavorare il palleggio e trovare delle soluzioni molto ragionate. I ragazzi in questo percorso di crescita ogni gara sono sempre di più che sono bravi nel saper scegliere, saper concentrare, saper aspettare, avere la pazienza di fare, insomma, di trovare queste
queste situazioni tra le linee. Quindi sono stati bravi, ecco. Poi ho tanti giovani in campo che si mettono a disposizione, tanti ragazzi che hanno sofferto fino adesso nello stare fuori, mi stanno dando davvero soddisfazione, che si fanno trovare pronti, e oggi vedere lo sguardo di chi sta fuori, entra o gioca oggi titolare, soddisfatto, vuol dire che è una squadra di 24 calciatori, 24 uomini soprattutto, 25 uomini, e quindi questo è quello che io voglio creare da qua alla fine, anche perché in campo devono andare prima gli uomini e poi i calciatori, dico sempre. Quindi adesso testa al derby, i derby si combattono, quindi questo ci sta, ragazzi. Non chiedo vittoria, non chiedo nulla, chiedo che combattono questo derby per onorarlo nel miglior modo possibile. Sì, era una partita molto, molto dura, abbiamo cercato di fare quello che il mister ci ha chiesto. Torniamo a Olbia dopo un campo duro, difficile, con un pareggio. Va bene così, è un ottimo risultato. Sì, il gruppo stiamo lavorando bene, stiamo cercando di avere sintonia. Ora abbiamo cambiato il modulo, siamo passati a 3 a centrocampo. Cerchiamo sempre di fare quello che ci chiede il mister, di andare a 3000 sulla seconda palla, così, quindi speriamo, tanto il gol prima o poi arriverà, lo speriamo tutti, speriamo che si sblocchino gli attaccanti. Allora, mister, oggi partita difficile, però sono arrivati 3 punti, ecco, come ce la racconta? È partita difficilissima, difficile perché Alba Frascati è venuta qui con una squadra molto solida e anche veloci davanti, e ci hanno messo a volte anche in difficoltà, però siamo andati in vantaggio, però purtroppo dobbiamo giocare con questo vento molto molto fastidioso. Abbiamo preso il gol dell'1-1, poi un gol annullato, e poi abbiamo avuto la reazione con Marcos e un grandissimo tiro da fuori aria, e abbiamo portato a casa questi 3 punti, ma come ho sempre detto anche ai ragazzi
ragazzi, quest'anno non c'è la squadra top che parte e fa 10 partite come il Giuliano l'anno scorso ed è prima in classifica. E quest'anno è molto difficile il campionato, tutte le squadre sono competitive e anche il Monterotondo oggi ha vinto di nuovo, l'abbiamo affrontata domenica scorsa, è una squadra molto valida, è un campionato bello, tirato e sono contento di questa vittoria perché sono 3 punti molto importanti. Guarda, era difficile perché il centrale sempre era addosso e ho avuto una palla, e l'aveva detto anche a Sosa, anche a Luca Manca che mi cercavano questa palla a rasoterra che si riusciva a girarmi, tirava in porta e meno male che siamo riusciti a farlo. Mi sa che abbiamo fatto un schema con Sosa e l'arbitro ha visto che era fallo, che stava facendo fallo Sosa nel blocco e amen. Peccato perché non facciamo tanti gol nel calcio d'angolo. Sicuramente lottare lì su. È un campionato tosto, duro, sono squadra attrezzata, sarà difficile. Noi ce la metteremo tutta per essere sempre là. Mi sento molto bene, sono veramente contento perché per le condizioni del tempo non ci lasciavano fare il gioco che alleniamo in settimana con il mister, che vogliamo fare noi, il gioco che vogliamo plasmare in campo, quindi siamo riusciti a lasciare qua in casa questi 3 punti che ci portano lì sopra, che è dove vogliamo stare e dove meritiamo stare. E l'obiettivo delle squadre è puntare il più alto possibile. Siamo veramente contenti, come ti ho detto prima, di riuscire a lasciare 3 punti contro una squadra forte che per il momento ci ha messo in difficoltà. Abbiamo saputo soffrire e abbiamo lasciato qua in casa questi 3 punti che sono veramente importanti per noi. Una sconfitta pesante perché immeritata, però un'altra sconfitta, come dici tu. Evidentemente è un anno dove basta mezzo errore per pagare carissimo. Oggi abbiamo preso il fallo laterale, dopo che avevamo avuto 2 palle gol pulitissime per andare in vantaggio. Abbiamo avuto la palla per rimetterla bene almeno 2 volte solo davanti al portiere, ma è un periodo che non gira, non riusciamo a fare neanche il gol più semplice, prendiamo un gol ogni mezzo a situazione un po' particolare. Una gran possesso palla nella loro metà campo al limite della loro area è un possesso palla abbastanza inutile. Quello che conta poi alla fine sono le palle gol pulite. Loro ne hanno avuto forse qualcuna a fine secondo tempo quando eravamo un po' sbilanciati, ma senza che il nostro portiere abbia mai dovuto fare un pari, una parata. Noi le abbiamo avute abbastanza limpide, ma te l'ho detto, è un periodo che non gira, stiamo sbagliando troppo per quello che ci possiamo permettere, se poi anche nelle situazioni dove c'è un rigore clamoroso nel primo tempo, con Vesi che sta calciando in porta vuota e viene portato giù dal difensore, l'arbitro che non fischia. È sinonimo che è un periodo dove tutto va storto. No, il campionato è iniziato male, bisogna assolutamente averne coscienza.
più di quanto si sta facendo, cercando di lavorare nel miglior modo possibile. È difficile fare, probabilmente ci girerà, speriamo ci giri, perché veramente anche quel pizzico di fortuna che serve ci ha girato le spalle questo. Sì, contentissimo per i 3 punti che hanno mosso la classifica, come dico sempre, ma non tanto per la prestazione. Oggi siamo stati un po' sottotono, soprattutto ci siamo abbassati troppo, cosa che a me non piace, però capisco i ragazzi, è la quinta partita, ci siamo trovati in vantaggio, forse un po' di paura, ci siamo abbassati troppo e abbiamo rischiato parecchio. Noi siamo una squadra che deve giocare per divertirsi, deve andare a fare il primo gol, deve andare a fare il secondo, senza nessuna paura, deve andare in vantaggio e abbassarsi tutti, perché poi capita come domenica contro la Palmese, che ha avuto tantissime occasioni, al 90esimo è pareggiato una partita. Sono veramente soddisfatto di questo risultato, del punto, ma soprattutto della prestazione. Volevo fare i complimenti ai ragazzi perché è stata una prestazione importante al cospetto di un avversario molto forte come la Paganese. Oltretutto si è complicata dopo 3 minuti di gioco e quindi la partita si è messa subito in salita per via di un rimpallo dopo 3 minuti, un rimpallo in aria, e hanno favorito loro. Spesso ci capita, non su un'azione costruita, hanno avuto questo rimpallo, hanno fatto gol e la partita si è messa subito in salita, però la squadra non si è disunita, mi fa molto piacere, perché nonostante sia una squadra molto giovane, la nostra sta dimostrando grande maturità, quindi non si è disunita, ha continuato a giocare e poi ha raggiunto il pareggio, credo, in modo strameritato. Poi nella parte finale della partita, quando stavamo molto bene, diciamo, eravamo
lì molto propositivi alla ricerca anche della vittoria. Il colpaccio c'è stato questo episodio dell'espulsione e siamo rimasti 10 lì, abbiamo dovuto un po' cambiare, si è abbassato un po' il baricentro, ma così non poteva essere diversamente e niente, sono stati 10 minuti sicuramente di grande sofferenza, comunque a Paganese ci ha costretto sulla difensiva, ma nonostante tutto abbiamo avuto comunque 2 ripartenze, 2 situazioni dove potevamo fare il colpaccio, insomma, pure inferiorità. È venuta fuori una partita molto bella, credo, divertente, di grande sofferenza anche, però insomma mi gratifica, sono molto contento, faccio i complimenti ancora ai ragazzi per la prestazione. Noi le prepariamo tutte allo stesso modo, le interpretiamo allo stesso modo, siamo abituati a giocare le partite a viso aperto, che si chiamino Paganese, Cos, Lupa Frascati, cambia poco perché abbiamo grande rispetto di tutti. Come avevamo sabato scorso per il Cos, abbiamo avuto questa settimana per la Paganese, lo avremo per la prossima settimana per la Lupa Frascati. Sono tutte squadre molto forti e che meritano grande rispetto da parte nostra e grande attenzione nella settimana per preparare la partita. Poi andremo a giocarcela come sempre. Sì, volevamo iniziare bene il campionato, ci siamo riuscite, sapevamo che Brescia ci avrebbe messo in difficoltà anche perché sono giovani, sono aggressive, noi siamo state lì con la testa e ci abbiamo messo tutta l'energia per 40 minuti, l'abbiamo portata a casa, ma questo è solo l'inizio, ci sono cose da migliorare, non vediamo l'ora adesso di ritornare in campo perché abbiamo la qualificazione di Eurocup, che anche lì sarà centrare un bel obiettivo, è uno dei nostri obiettivi di inizio stagione. E niente, la strada è lunga, siamo contenti per questa vittoria ma non abbiamo fatto niente, quindi stiamo con testa alta, piedi a terra. Diciamo voglio un po' riscattarmi, per me deve essere una rinascita, ho fatto 10 anni a Venezia, Venezia sarà sempre nel mio cuore perché comunque non posso dimenticare una piazza come quella, però ho scelto Sassari anche perché mi ha convinto subito il progetto, sono felice di far parte di questa società e vogliamo toglierci delle soddisfazioni e speriamo di farlo, a livello personale anche, però dai, chi vivrà vedrà. È stata una partita in cui questo gruppo è nuovo e quindi ci mancava giocare perché anche per noi nell'isola non è facile fare amichevoli, quindi era un po' anche per noi un punto di domanda, nel senso che con una squadra nuova avevamo fatto solo il torneo di Campobasso confrontandoci con solo una squadra di A1, però è un gruppo che ha tanta voglia di giocare, che ha tanta voglia di mettersi in mostra, credo che siamo partite forti, poi abbiamo forse subito un po' di tiri da 3 punti, però è una vittoria super importante davanti a tanto pubblico, quindi ci fa davvero tanto piacere. Rispetto all'anno scorso è una squadra più fisica e il livello delle italiane si è alzato rispetto agli altri anni. Giulia ci ha dato una mano importantissima, anche lei è una che ha tanta voglia di giocare dopo l'anno passato a Bologna e si è visto, era un po' contratta all'inizio, però poi quando si è sciolta io penso che possa fare un grande anno. Il doppio impegno sappiamo che poi stando nell'isola è particolarmente pesante, però per noi è assolutamente un motivo d'orgoglio e cercheremo di fare il possibile, di provare a migliorare quello che è stato fatto l'anno scorso, anche se non sarà facile perché comunque il girone di Eurocup è davvero tosto. Sto recuperando, sono contenta, ho lavorato tanto tutta l'estate, adesso ci sto cercando di recuperare per poter dare il mio contributo anche solo in allenamento e sto cercando di fare un po' quell'anello di congiunzione tra staff e squadra che in una squadra nuova dove dall'anno scorso non è rimasto nessuno penso sia un po' un lavoro fondamentale.